Questa visita è un'ulteriore opportunità per riavvicinare il mondo asiatico e quello russo in particolare al nostro territorio. In un momento in cui ci sono sanzioni che vorrebbero allontanare queste economie dalla nostra, noi lavoriamo come Regione Veneto per riavvicinarlo, anche perché crediamo che sia dall'interscambio reciproco la possibilità primaria per uno sviluppo ulteriore al nostro territorio. Quindi è nel nostro interesse togliere barriere, togliere sanzioni e aprire a questi nuovi mercati, perché lo sviluppo dell'Italia, del Veneto e dell'Europa, a mio avviso, avviene nella misura in cui ci apriamo verso est. I veneti hanno lasciato traccia ovunque nel mondo, anche nelle lontane regioni dell'Irkutsk, nella Siberia orientale. Anche lì i veneti sono stati protagonisti nella costruzione della Transiberiana. Proprio ieri il vicepresidente della regione mi indicava un ponte che era opera di progettisti e di anche manovalanza veneta, e diceva questo l'hanno fatto gli italiani, ma maggior parte degli italiani lì presenti erano dal nostro territorio alcuni di loro sono rimasti là. Quindi questo ponte tra est e ovest è già stato costruito nel passato, dobbiamo rinforzarlo e sempre nella prospettiva di una collaborazione reciproca che va sia nel loro che nel nostro interesse. La mostra di porte di Venezia e finestre di Irkutsk solo primo passo per i prossimi future collaborazioni. Abbiamo pensato di turismo, di salute e energetica. Il potenziale c'è, è enorme e noi possiamo proporre le condizioni uniche per i nostri amici di Regione Veneta.